È la prima volta per una struttura sanitaria del Triveneto ed è una mezza rivoluzione. Parliamo di dialisi, anzi di teledialisi. Il paziente è nella sua abitazione, ma potrebbe essere anche in albergo o in un altro ambiente, con la strumentazione fornita dall'ospedale e dopo un necessario periodo di formazione. Puntata su di lui una telecamera, dall'altra parte a seguire le sue manovre, a dare i consigli necessari, l'equipe sanitaria guidata dal direttore Lentini. La prima teledialisi va in scena così, in totale sicurezza, perché ogni passaggio è seguito dai sanitari. E quella che stiamo vedendo non è una prova a favore delle nostre telecamere, è la vera prima teledialisi dall'8° piano del San Bassiano, con il paziente collegato da casa sua a una quarantina di chilometri di distanza. Questo cambia veramente tutto per le persone in dialisi, possono farla a casa, seguiti dal nefrologo, seguiti dalle infermiere a distanza, tutto in tranquillità, tutto in sicurezza. Cambia veramente la vita dei nostri pazienti e sono veramente fiero che la prima in Triveneto, la prima teledialisi sia avvenuta qui all'ospedale di Bassano. I vantaggi sono per il paziente la permanenza nella sua abitazione, la riduzione degli accessi in ospedale se non per motivi realmente importanti. L'aspetto che colpisce è la serenità del paziente, capisci subito che non ha timori né ansie o paura di sbagliare. La procedura è stata ripetuta tante volte, i medici sono rassicuranti e hanno sempre il pieno controllo della situazione. È un'operazione in completa sicurezza perché noi riusciamo a vedere con i nostri video come vanno le dialisi. La chiave di tutto questo è l'alleanza che ha il medico e il paziente, o meglio anche che il paziente sente verso la sua struttura ospedaliera di riferimento. Costruire questo legame è indispensabile. E così capisce anche quanto sia positivo che il paziente si sottoponga a un trattamento che è comunque impegnativo sul suo letto, nel suo ambiente più confortevole. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. E buona dialisi.